Non ho fatto in tempo a metterti il microfono, però. Però c'è il attaccatore dell'erba, guarda. C'è un cordone d'erba lì che... Oh, che è venuto, guarda. È venuto. Ah, hai visto che cos'è? Quelli che cercavamo ieri. Il cavedano. Che avvedano. Oh, oppela là. Il cavedano del Sile. Adesso ti metto anche il microfono così si sente meglio. Ti ho visto, Ma che lancio! 3 grammi. Là, perché qua c'è poco fondo sotto riva, vedi? C'è proprio poca acqua. Allora che c'era un altro, guarda. Hai visto? Ho fiondato. No, si è slamato. Adesso si sta muovendo l'acqua, vedi? Perché è arrivato giù il fiume che contrasta la marea, che siamo in alta marea adesso, e ha cominciato a fare delle specie di gorghi là in mezzo al fiume. Ma noi lanciamo e via. È una roba incredibile, uno via l'altro. Appena vai in pesca, guarda, un altro cavedanello. Opla! Guarda, questo si è cicatrizzato qua, ho preso una beccata ma è guarito. Vedi? Lo slamatore, vieni Roby, vieni vicino, non è un badile, di conseguenza mettete il filo correttamente dentro alla scannellatura, il taglio e fate piano, tic, così, perché se andate in fondo gli fate del male, di conseguenza dovete adoperarlo delicatamente. Questo è quello che vi posso consigliare, poi sono solo consigli, che sia chiaro, perché tante volte siamo inattenti, magari invece appena sentite dure fate così, tic, e lui si slama perché è fatto apposta. Soprattutto questi qua piccoli, sottili, no? Che hanno la parte piccolina per gli ami molto piccoli, per gli ami un pochettino più grossi questo va molto bene perché è molto sensibile, essendo sottile e piccolino è molto sensibile e vi rendete conto quando toccate l'amo, basta fare una leggera pressione di 2-3 mm, mezzo centimetro, e voi il pesce non lo danneggiate assolutamente.
Come dici inattenti tu, non lo dice nessuno. Non l'avevo mai sentito. Inattenti, che non stanno attenti. No, questa l'hai interpretata tu però. Com'è che fiondi? Sì, perché ci siamo resi conto, ieri abbiamo incollato, no? Che eravamo nell'Alto Sile, la corrente era importante e l'acqua era profonda. Qua c'è circa dai 2 ai 3 metri d'acqua e allora l'acqua è lenta perché la marea contrasta la corrente e allora va molto bene fiondare perché è più facile e poi è una pesca semplice, pulita, 4 bigattini, una fiondatina e li peschiamo sulla fiondata proprio. La fionda deve essere una fionda particolare o va bene? No, no, basta che sia una buona fionda, dai, una fionda, ce ne sono di tutte le mani. Questo è un mix, vedi? C'ha gli elastici di Ballabeni, c'ha la forcella della Fox e la coppetta di Drennan. È un puzzle. Bello. Questo è un branzino, guarda come si piega. Ma no. Piacerebbe una spigola. E un giorno ci andiamo a Spigole ad aprile, Roberto, andiamo a Spigole. Sono tutti cavedani, guarda, la scardola, cavedanotti. Guarda, sono felicissimo perché da noi tutti questi cavedani di questa taglia qua non ce n'è più neanche uno. Meno male, dai, che c'è qualche posto in Italia che ci sono tutte questa taglia qua. Guarda che belli che sono. Sani, guarda che belli. Bispi. Bene. Pesca d'altri tempi, Roberto. Fiondata, passatina, guidata, galleggiante tarato bene, cavedanotti, veramente uno spettacolo, cavoli. Guarda. Poi a guadinarli si danneggiano meno, stanno più tranquilli. Ah, che belli, veramente. L'entusiasmo di noi pescatori quando vediamo il vivo, il pesce proprio l'Italia che si riproduce. Cavedano. Ecco, adesso spieghiamo ai nostri amici la lenza. Certo, noi, non è che vogliamo fare i professori, che sia chiaro. Noi spieghiamo alle persone che si accostano alla pesca, e sono migliaia e migliaia, con tutti i complimenti che ci mandano, come si può interpretare una pescata a 30 metri con la bolognese, filo del 14, un galleggiante da 3 grammi, abbiamo bisogno di avere, diciamo, un piombo che ci permetta di lanciare lontano, con un filo ovviamente sottile in bobina, 14 è un filo che ci consente anche dei bei lanci, e qualche pallino morbido per farlo giocare sul fondo. 1, 2, 3, 4, 5, sono 6 pallini praticamente dell'otto. Siccome l'acqua è molto lenta, non abbiamo bisogno di mettere pallini sopra al piombo, perché abbiamo bisogno di metterli solo quando c'è una corrente importante. Di conseguenza qui non mettiamo pallini sopra alla torpille. Perché? Perché il galleggiante, andando in taratura bene, ha bisogno di fluire con la corrente perché è una corrente lenta, e di conseguenza non abbiamo bisogno di avere del peso tra la torpille e il galleggiante. Perché la torpille? Perché i pallini sono distanziati di 7-8 cm l'uno dall'altro, della stessa misura, che ci fanno mezzo grammo, e questa torpille io l'ho grattata un po' perché era circa 2,5 grammi e abbiamo ottenuto praticamente il peso di 3 grammi. Con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pallini
diciamo del 7, dell'8. E l'ambo del? Un amo del 18 con un finale da circa 40 cm e la Torpil ci dà quella sicurezza di lancio che ci trasporta la lenza più fuori possibile, perché se dovessimo effettuare una scalarina avremo praticamente qualche mezzo metro in meno di possibilità di lancio. Ecco, guarda, Massimo ha preso un altro bel cavedano. Adesso è proprio, sono venuti sulla pasturazione, sulla fionda. Ecco, Massimo, tanto per provare, ha una lenza fatta di pallini, no? Vedete qua, no? Adesso lasciamo andare il cavedano, altro cavedano. Quindi dicevi Massimo un'altra lenza? Massimo ha un'altra lenza. Ha un'altra lenza che è fatta di tutti i pallini. Ecco, qua ha 3 grammi, una spallinata da 3 grammi, larga sotto a stringere, in 60, molto semplice, una girellina perché le ha già pronte giustamente, no? Gli ho consigliato di prepararsi le lenze da 2, 2 grammi e mezzo, 3, 4 a pallini, fatte delle scalarine a 60 cm la lunghezza della lenza. Poi c'è una girellina praticamente attacco rapido, che attaccate il filo del mulinello alla girella e sotto c'è l'attacchino rapido, no? Con un'asolina, qua vedete, la bloccate e avete lì, potete cambiare praticamente la lenza a seconda del galleggiante che mettete. Un finale da 40 cm e siamo a posto. Ecco, io sto adoperando la Torpil e lui sta adoperando la scalarina. I diametri sono gli stessi dei fili? Gli amo è lo Sì, stesso? 14, 18, finale del 10 o del 12 e queste lenze le potete fare anche col filo un po' più grossino, magari del 16, perché più il filo è un po' più grosso e rigido, meno ingarbugliate nel lancio. Ecco, quando lanciate stendete leggermente la lenza, no? Così riesce ad appoggiarsi sull'acqua in modo omogeneo e disteso, di conseguenza non si aggroviglia. Ecco, l'accortezza di avere quella sensibilità di stendere la lenza è fondamentale nella bolognese, soprattutto quando lanciamo a media distanza, perché qua dobbiamo andare fuori il basso fondale e arrivare nella gronda del fiume, perché siamo in alta marea. Bene, adesso la ringrazio molto, spero che lei catturi anche un bel branzino adesso. Non ci sono qua, potrebbero anche esserci, ma non è il momento. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the news and in my mind all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic neighbor. She's real hot, but they said to never date her. I agree, but you did and I hate her. You wanna get away? You better get in line. Won't go another day of wasting any time. I've got a lot to say, can't hold it in this time. Got no filter, I got no filter. Adesso che hai messo il cappuccio peschi lo stesso? Eh sì, perché si è alzata purtroppo un'arietta a valle e ci impedisce un attimino. Guarda, questo è un pighetto, guarda, questo è un pighetto, proprio un pighetto puro, pighettino, guarda che bello, Preso in punta proprio. punta di bocca. Roberto, ma quanti cavedani abbiamo preso qua? Oh? Io vengo a abitare qua, No, io vengo a abitare qua, Qua è un po' più bello, guarda. Io non torno più a casa, Roby. Roberto, i cavedani dell'Adda e del Poli e i pesci del Poli abbiamo fotografati tutti, no? Adesso veniamo a fotografare questi del Veneto. Guarda. Sì, però, guarda che sgarbellata che c'è qua, guarda. La vedi qua? Questa qui è una beccata, vedi? Di un branzino. Di un branzino.
Quindi praticamente hai pescato con la lenza di prima e hai preso, con la lenza di adesso hai preso e massimo con un'altra lenza ha preso. Perché ci sono tanti pesci. Certo. No, è semplice, a volte è semplice la cosa. Ecco, c'è una cosa che posso dirvi. Noi tentiamo sempre di perfezionare le nostre passate, no? Di tenere il filo sopra il galleggiante, cioè a monte, no? Della corrente stessa, guidandolo. E allora abbiamo delle passate belle, no? Tecnicamente corrette, però tante volte è meglio dare il filo a valle e far dragare un attimino il galleggiante, perché la lenza, in quel momento noi facciamo dragare il galleggiante, si abbassa sul fondo e tante volte lì si vede una mangiata, gli si gira il filo a valle e si lascia andare. Sono piccole malizie che si acquisiscono col tempo. Di conseguenza tante volte pescare bene lineare non è detto che sia direttamente proporzionale alle catture, perché a volte se noi gli cambiamo il corso, diciamo, della passata stessa, vediamo magari una mangiata, perché la lenza lavora diversamente e questo è da fare. Adesso non so se riesci, adesso ti faccio vedere come si fa. L'ultima domanda, volevo farti una domanda, ma il fatto di aver pasturato a fionda e invece prima a palla, è cambiato qualcosa? Ti ha fatto prendere di più a pasturare a fionda? Ho pasturato a fionda perché ho visto che c'erano tanti cavedani, perché noi non è che siamo qua tutti i giorni a pescare, di conseguenza ho voluto vedere, no? Infatti sulle prime pasturate con la pastura abbiamo preso 2 cefali, se ci fai caso, perché ci sono tutte delle logiche, no? Abbiamo preso 2 o 3 cefalotti perché ho fatto il fondo con la pastura al formaggio e praticamente qualche bigattino dentro. Adesso, continuando a fiondare, abbiamo preso 10-15 cavedanotti, di conseguenza è proprio il tipo di pesce che è più presente, il cavedano, allora ci ha fatto cambiare un attimino la pasturazione. Cercavo di riprendere il galleggiante e tirato, volevo farti vedere prima. volevo farti vedere come si può rallentare leggermente la lenza sul fondo cambiando la direzione del filo, ma in questo cavedano non ce l'ha consentito. La foglia la lasciamo andare e il cavedano, pliccate! Ma guarda che sono proprio belli sani, guarda che belli. Guarda, questo qui ha un amino in bocca, guarda. Questo è un amino non nostro, meno male che li lasciano andare, mi fa piacere. Questo lo liberiamo dell'amo e lo lasciamo andare. Ecco, adesso il galleggiante è andato in pesca ed è cosa buona girare il filo a monte, vedete? Come sto facendo. Ecco, adesso noi facciamo una passata bella lineare, no? Col galleggiante che va verso valle col filo a destra. La corrente va da destra a sinistra e teniamo il filo a destra. Come possiamo fare per rallentare la corsa del galleggiante? Cosa succede? Se noi giriamo il filo verso valle in questo modo, va a finire che la lenza perde la tensione di quella leggera trattenuta e va sul fondo. E avete visto che è andato sotto per il fondo, perché vuol dire che la lenza ha perso di trazione e si è appoggiata al fondo. Quel gioco qua a volte vi fa prendere un pesce. Adesso noi l'abbiamo visto con il fondo, perché il peso del filo fuori dall'acqua praticamente vi causa una leggera trattenuta. Se noi glielo facciamo mancare il peso del filo, succede che la lenza si appoggia di più in terra, no? E in quel momento lì a volte si può prendere un pesce, perché la lenza praticamente razzola sul fondo in modo diverso, ovvero ve lo faccio rivedere nel prossimo lancio, in questo lancio. Tengo il filo a destra perché voglio fare la passata tecnicamente giusta, no? Poi arrivo magari dopo 1,5 metri, 2 di passata e voglio rallentarla sul fondo, io tiro il filo a sinistra, vedete, verso valle, e la lenza mi va giù al contrario e si appoggia nel fondo. Ritirando su praticamente ancora il filo, io cosa faccio? Rimetto in tensione la lenza e di conseguenza rifaccio andare via diciamo, la lenza, di conseguenza la mia passata, con la trazione del filo a destra. Questa è una cosa molto, molto particolare, nel senso che
e non è che non c'è professionismo nella pesca, ci sono tante esperienze che cerchiamo di tramandarvi prima che io crepi, così poi qualcuno prenderà il mio posto. Di conseguenza fatene tesoro e applicatele. Vedete che sono tutte logiche, sono tutte cose logiche e conclamate, che non hanno proprio, e logiche oltretutto, che non hanno repliche, perché è così e basta. Oh, guarda, gli ho fatto quel giro lì, guarda qua. È grande o è la... No, è più grosso. Ho fatto quella cosa lì che prima televisivamente ho voluto farvela vedere, adesso l'ho fatta con calma, con i dovuti tempi, appoggiandomi nel fondo, dragando leggermente col finale, i piombini. Abbiamo preso subito un bel cavedano, vedi, un po' più grosso, come quello di prima. Eccolo qua, va che bello questo qua. Tac, 7 etti, 8 etti. È quella taglia che noi non abbiamo più, abbiamo solo dei cavedani enormi e basta. E anche questo qua, guarda, segnato. Va bene Teo, anche questa è fatta. Guarda, sto facendo la chiusura, vedi? Guarda, vedi? Op. Op. Questa è la chiusura. Oh, basta cavedani, dai. Va bene che è bello pescare, però anche stavolta abbiamo fatto vedere qualcosa di diverso, meno male che c'è un po' il sile, ospita parecchia minutaglia, l'abbiamo vista sia nel sile alto a Silea e qui che siamo a Jesolo c'era parecchi pesciolotti, di conseguenza questo ci fa ben sperare. Speriamo che possano contenere un attimino le aggressioni dei cormorani, però siamo contenti e fiduciosi. È stato bello. È stato bello, grazie, la chiusura è stata effettuata, vedi? Adesso da bravo pescatore, siccome ci si dimentica sempre l'avvolgilenza, faccio sulla canna molto bene, però c'è un pro, che senza l'avvolgilenza la lenza sta bella distesa e non si fanno le pieghe. Ciao a tutti. Ciao Teo. Grazie Roby. Ciao Massimo. È sempre un chiacchierone Massimo. Lui è taciturno. Ciao ragazzi, grazie. Vado sul sito.